Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con live di Arceus Buonasera. Sabacus. Ciao Martino, tutto bene? Ciao Marco, benissimo, non vedevo l'ora che arrivasse giovedì alle 21. Oggi è Ed è una puntata arrivato, ricca anche di informazioni, di testimonianze di dall'oltretomba ormai. testimonianze. Eia. Ci saluta già il Sì, allora, grande, l'irreducibile, il mito, che ci Adri, dice eccolo. che aspettava anche lui con ansia questa puntatona di Archeos Sabacus, in attesa delle centinaia di migliaia di persone che ci seguono. Ne approfitto per ringraziarvi per della scorsa puntata, la prima puntata qua su Facebook, che è andata a nostro parere molto bene a livello di ascolti, e vi ringraziamo. Feedback. Ecco. Allora, Sì, Marti, poi oggi di che si vabbè. parla? Allora, oggi parliamo, come abbiamo anticipato durante la settimana, parliamo dei siti che sono presenti attorno e sopra il monte del Castello di Quirra, in località Quirra, appunto, in comune di Villa Puzzu, un posto che ha testimonianze che partono dal Paleolitico e arrivano, diciamo, fino a fine giorni nostri, perché comunque ancora, però per quanto riguarda, diciamo, la nostra ricerca, fino al Medioevo. Yes, assolutamente. In realtà, secondo me, c'è ancora tanto da scoprire o riscoprire sicuramente, perché, ad esempio, anche solo nel libro di Led, secondo me ci manca qualcosa da vedere, o sbaglio? Sì, vabbè, certo, qualcosa sì. Ripeto, è talmente ricco il posto e poi è una zona poco, diciamo, poco frequentata, quindi ci sono dei posti coperti dalla vegetazione, poco frequentati, quindi ecco, possibile che magari il tempo ci darà qualche altra sorpresa. Secondo me sì, assolutamente. Io volevo dire una cosa, che è un posto che a livello non solo di vegetazione, a livello di bellezza della natura è di altissimo interesse, secondo me. Cioè lì tra archeologia e bellezza visiva, bellezza del verde, eccetera, sarebbe un parco archeologico di tutto rispetto, cioè veramente Assolutamente. con una grandissima storia da raccontare. Allora, Marti, le cose da vedere, mi è partito un po' il romanaccio, scusate, a Marti, tutto a posto, esatto. Marco vive a Roma, quindi un po', diciamo, è contaminato. Ascoltando quei grandissimi e bravi ragazzi dei miei studenti, alla fine anch'io sto diventando un coatto. Comunque, Sì, da dove partiamo? allora io possiamo fare due cose. Io vabbè, pensavo, ne stavamo parlando prima, di magari partire da giù e poi salire verso la cima piano piano, oppure quello che potremmo fare è andare in ordine cronologico, quindi partire da Sostanposesi e poi però lì così allora saliamo e scendiamo, quindi secondo me sarebbe bello. Ci facciamo una bella salita, va. Esatto. Sì, dai, partiamo E, dal basso. e partirei magari mettendo la cartina, se un'immagine di Google Art con il posto. Ah, ok, cioè proprio così, mi spiazzi, grazie Marti. No, non ci ho pensato adesso, no? Comunque. Sì, sì, ma lo faccio subito, tranquillo, non ti preoccupare. E quindi Vediamo un po'. passando dalla vecchia 125, incrocio di Quirra, prendiamo quella strada e la prima cosa che ci ritroviamo Retro. davanti. Aspetta, no, è vero che tu non vedi quello che sto vedendo io. No, Non lo che vedete ci ancora. vediamo davanti. Eccoci qua. Bello. Allora, ok. Sì. Andiamo direttamente al castello. Andiamo direttamente al castello, sì, diciamo al monte del castello. Che è questo Eccolo qua, qua. sì, eccolo lì. Allora, prendo la stradina lì subito dopo il ponte,
Se riesci a allargare di più, quindi Assolutamente. giù sud-est, vicino qua al Flumini Durce, esatto, lì praticamente località Cirredis, qualche anno fa, e ti posso dire anche con precisione quando, è stato trovato nel 2004, se non sbaglio. È stata rinvenuta, diciamo, le tracce di un mausoleo di epoca romana, quindi un'area a uso funerario. Questo mausoleo e muratura sono stati recuperati dei resti di sarcofagi Eccolo ed qua. è tanto materiale di corredo. Tanto materiale di corredo, si parla di monete, di gioielli, anche gioielli in oro, materiale ceramico. Guardate qua. Cosa Esatto. esprime questa immagine? Esatto, guardate che bello là. Ah, ecco qua. Quella è una maschera, sì, sono delle scene, adesso non ti so dire di Sì, preciso, però allora c'è, la commedia dell'arte sì, in pratica, che dovrebbe essere. Perché guarda un sì, po', perché c'è questa questa qui maschera l'arte sembra drammatica. allegorica, sì. Sì, sì, peccato che si vedano solo i piedi. E tra l'altro c'è una relazione, no, no, prima del 2004, perché c'è una relazione della dottoressa Salvi del 2000, pubblicata qui nel 2001, ho visto, che descrive, diciamo, tutto quello che è stato trovato. Una cosa che mi ha colpito leggendolo è che lei parla di una sovrapposizione di sepolture, quindi è stata riutilizzata anche in epoca medievale. E Ho pensare che capito. abito pure vicino e non ci sono ancora andato. E Infatti sarà il questo prossimo è... luogo da visitare. Grande Fabri, sì, sì. Adesso ti diciamo un po' cosa c'è, almeno vai con, diciamo, con un po' di cognizione, Dritto no? per, Non ti facciamo dritto per dritto. girare. Esatto. Esatto, qui Marco stai mettendo, diciamo, le immagini degli oggetti che sono stati ritrovati, Esatto. Guardate questo. più dei, diciamo, Globello questo qui è come in oro esatto, un gioiello in oro. con le Mm, mm. mammelle, quindi vedete qua. Poi delle fibbie, hanno ricostruito una collanina con orecchini, sì, sì, si è Insomma, trovato diversa roba. esatto, vuoi che vada avanti? Dimmi tu. Io seguo te. Sì, sì, no, questo volevo dire. E quindi dimostra che l'intorno c'era, tra l'altro ci sono anche i resti dell'insediamento lì vicino, quindi ecco, quello cioè dimostra che poi la presenza dei romani anche lì, ma lo dimostra anche altro, l'intorno, anche senza entrare nello specifico adesso del Monte del Castello. Una cosa che è quasi collegata a questo sito e che non è tanto lontano da là è la Mhm. tomba paleocristiana. Quindi Andiamoci questa subito. tomba che viene chiamata erroneamente, mi prendo questa responsabilità su Brezoni. eh, Diciamo che il cartello, insomma, Dove siamo? denota diversi Esatto, buchi. cartello impallinato Sta- come da tradizione. Esatto. Stamposetti, questo. È una tomba. No, su quelli del cartello, 7 e 8. Girando. Dicevo, la fascia cronologica di riferimento è sempre l'età imperiale, quindi un po' si collega alla, al mausoleo che abbiamo appena visto. All'interno ci sono questi tre, diciamo, arcosoli che ospitavano le salme, se riusciamo a entrare dentro, esatto. Guardate, queste, diciamo, postazioni dove venivano depositate le salme sono rimasti tracce, piccole tracce anche di intonaco, quindi probabilmente era completamente intonacato,
il nome deriva dal fatto che i fuori da pallettoni fanno capire che c'è una tomba. Eh, si pensava che fosse stato riutilizzato in epoca medievale come prigione, ma non c'è nessun elemento che lo sostiene, ecco, che sostiene questa tesi. Non Anche sono qui stati ritrovati abbiamo quindi la scheda, degli diciamo, oggetti. No, no, perché Ho capito. comunque essendo, vedi, tutta scolpita nella pietra, essendo stata poi, cioè, aperta così, è probabile che se qualcosa ci fosse, cioè, voglio dire, chissà da quando non c'è più niente là dentro. Supressoni. Eh, sì, questo è Subrezzone. Anche qui abbiamo la scheda della sovrintendenza che ha, diciamo, censito questo posto. Eh, Vedi, dice età imperiale, e analisi di tipologia, è tarda antica, alto medievale, scrive. riutilizzo, sì, sì, c'è stato un riutilizzo, poi. Allora, Ok, sempre adesso, magari proviamo a rimettere la cartina ed eccola qua. Eccola qua la cartina, così magari continuiamo ad andare avanti. Oh, allora, andando verso ovest ora, in a un questa certo zona. punto, no, più avanti, ce la fai a scendere un po'? Esatto, in quella zona là, a Questa? scendere, no, come a ingrandire, voglio dire, perché. No, no, Ok, ecco, esatto. Qui su, lì dove, dall'altra parte della strada, in questo campo qua, sì, c'è una grotta che a me mi ha colpito per due motivi. Uno, perché praticamente cioè, spunta dal nulla, cioè lì siamo in pianura, siamo a livello praticamente del fiume, non siamo ancora arrivati alle pendici diciamo, del monte. Dietro questo cespuglio di lentisco, a un certo punto ti trovi l'ingresso di questa grotta, eh, ma scusami un dove attimo, all'interno. pardonnez-moi, Dimmi. allora, ma qua su Maps, perché questo non è il Sì, nostro Google Earth, qua c'è la tomba e poi c'è ci sta, questo è il adesso posto, ve le zone. giustissimo. Ok. E qua guarda come scrive Mene, Grotta Giannicco Mene, Ma è qua, sbagliato, non è, la posizione non c'entra nulla, è geolocalizzata male. Quello è un punto che ok, hanno messo. La grotta praticamente è. Dove sei, la manina, sali più su, guarda la strada dove c'è vai ancora, ecco, ok, vedi quella pianura lì diciamo, a ovest, lì, no, dall'altra parte, esatto, bravo, poco più ok, su, dove c'è qua, quella macchiola di verde, lì, esatto, proprio lì, perfetto. ho capito. Questa grotta che è scavata dall'acqua nel calcare, perché la montagna del castello di Quirra è fatta completamente di calcare, eh, con questi colori pazzeschi, c'è questi blu, ma adesso magari vediamo le immagini. Leggi cosa scrive Adriano, dice, ma ci sono delle grotte che erano passaggi per salire al castello. Calmo, Calmo, calmo. stai calmo. Siamo partiti dal basso, Eh, stai calmo. In Ok, questa andiamo a grotta, vedere. Ecco qua, stampo eh, del Gianni Commele. qui ci sono alcune foto che ho fatto. Guardate cioè, questi colori, questa tonalità di colore, cioè, è bella. Poi è molto profonda, si dirama in vari corridoi. Io non l'ho fatta tutta perché non sono un esperto e sinceramente soffro anche un po' di claustrofobia, che già lo pendemi all'ingresso. Eh, all'interno di questa grotta, ecco qua, tra l'altro guardate sulla parete c'è la firma di quando hanno fatto il DDT nel dopoguerra. Istituto? Cosa c'è scritto? Istituto? Vabbè, c'è scritto qualcosa. Ma è DDT. tutta firmata, sì, sì. E questo è l'ingresso.
Questo è l'ingresso, è piccolino, all'interno qua praticamente come sulla destra c'è un piccolo vano, hanno trovato, se non sbaglio, se non ricordo male, hanno trovato 11 scheletri dell'età del bronzo con i corredi, hanno trovato delle collane fatte sia con le stalattiti che anche dei vaghi di vetro, quindi sì, poi le foto le ho fatte col telefonino, quindi ci ritornerò per fare magari un servizio un po' più accurato, però guarda, vabbè, le Ah, stalattiti sono tutte rotte. abbiamo il documentario. Qua tu avevi fatto un documentario insieme a Danilo, Danilo, quindi vabbè, era ancora nell'epoca ante Marco Melis con telefonini, quindi sì, però, la però, qualità è insomma, abbastanza bassa. però in ogni caso è sempre un documento. Poi magari un giorno, quando faremo, secondo me, un documentario unico su tutto il castello, cioè scusami, su tutto il monte Sì, di Quirra, allora andremo a fare passo per passo, come secondo me questo excursus, partendo dal basso, poi sì, saliamo e sì. giriamo tutto il castello e facciamo un documentario sul monte. Un percorso Oh, virtuale, diciamo. esatto, Sì, siamo vedi, le già. stalattiti qua sono tutte rotte, però questi colori spettacolari, cioè, è meraviglioso Esatto, dentro. questo celeste Eh, così. sì, 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 fighissimo. guarda anche Qua questa, a anche riformare, insomma, molto simbolico. sì, entrando Potrebbe, dentro la madre, esatto, diciamo la così, madre ecco. terra, qua stiamo entrando, esatto. Mm. Esatto, sì, molto, molto femminile come forma. Sì, guardate, infatti sono sempre scritte, veramente bella, sono molto curioso, ci voglio andare. Io non ci Sì, la sono cosa che mi stato. dispiace è che cioè, questa cosa di scrivere nei muri, cioè, non lo so, è una roba che è tutta completamente scritta con Però sai, firme, date. una volta mi sono chiesto, ma chissà cosa pensavano, ad esempio, nel Neolitico, quelli lì che scrivevano e facevano i graffiti, magari gli amici dicevano, no, ma te stai facendo? Ah, tu dici quindi la dinamica è la stessa, scrivono il nome là come con la stessa, diciamo, Lo approccio che disegnavano, avevano nel insomma, Neolitico, facevano i graffiti nei muri. per lasciare un segno, solo che poi tanto questi qua se ne vanno, mentre quei graffiti colorati li troviamo ancora dopo migliaia di anni. Sì. Ok, bene, vai E Marco. quindi qui c'è uno studio pubblicato, tra l'altro qui ha partecipato anche Luca Lai, l'amico che saluto. Ehm, La Stefano relazione anche, mi sembra, non mi archeologica? ricordo. Sì, sì, c'è proprio una... No, no, c'è proprio... L'hanno pubblicato i risultati delle ricerche, sia, diciamo, sul contesto archeologico che sulle ossa anche. Non so se te l'ho messo, forse sì, è uno di quelli. Quello lì è bravo, bravo. È un bel lavoro hanno fatto. Questo insomma su quaderni. Qua c'è scritto, materiale eccolo qua. Il sito su stampo del Gianni Cumeli. Evidente Sì. perciò? Esatto, comunque abbiamo anche degli studi in merito, Sì, sì, non stiamo. pubblicati, quindi se qualcuno vuole... E si trovano su internet, quindi se qualcuno vuole approfondire, Ce noi n'è li di abbiamo, li roba. abbiamo scaricati da... sì. Bene, È proprio descritto tutto il contesto dello studio che è stato fatto. siamo già a 20 minuti, guarda ci tocca correre un po', Marco. Correre, perché veramente è tanta la roba. Esatto, dai, vai. Sì, Dove allora andiamo? tornando indietro, cartina Marco, così Ti mi regoli. oriento. Eccola Eia, qua. quello è la capoferrata. Allora, tornando indietro, torniamo verso Subrezoni. Allora, intanto qui nella curva, già nella curva un po' più su, lì c'è in mezzo alla vegetazione c'è una fornace di calce, un vorru de Gracina, perché, come ho detto prima, essendo il monte del castello fatto di calcare, completamente di calcare, era no, un po' più... No, quella è un'altra. Quella è un'altra. Una è proprio nella curva, prima della... Più su? No, no, l'altra parte, Marco, verso Giannico. È lì, proprio bravo, lì, qui nella curva là. Ce n'è una lì Ok? e un po'...
e poi e poi ce n'è una a fianco alla tomba. Stavo pensando, ma se la manovro io la cartina? La posso E come fare fai? Boh, prova. da qua? Dalla... Come faccio danno? Perché è scoppiata la live. Ah no, Dai, Marco Melis. No, ok. Ah no. Ok. Vabbè, posso così, aspetta, finito. fammi vedere un attimo. Niente. E prendendo questo sentiero, questo è il sentiero praticamente che abbiamo, che ogni anno il comune, in occasione di monumenti aperti, organizza una pulizia dei sentieri che portano ai siti, tra cui questo qua. Infatti poi ti ho messo anche delle foto nelle cartelle proprio delle giornate di pulizia. E qui c'è... questa, ecco, questa poi è un sito che c'è su, che descriveremo. Qua eravamo già su, adesso mi scuso, non ho chiesto il permesso a questi ragazzi se potevo farli. Anche questo qui, vedi, questo è il sentiero che è stato pulito a fianco al PDF. Esatto, e quindi è comunque anche un bel sentiero Sì, facilmente è una strada questa. praticabile. Esatto. Ma sì. E seguendo questo sentiero si arriva praticamente alla chiesa Fornace. di Santa Maria de Suglaru. È rimasto veramente poco. Come vedi ci sono delle tracce di muri. Yes. Esatto, queste qui. Ma è Questa probabile che chiesa praticamente sorge. Probabile? Quella è una pietra, quella in fondo, eh? che Quella è una utilizzassero anche pietra. queste pietre qua come il limite. No, non c'entra niente, non è No, no, il roba limite è questo qui. Tu tecnologica. pensa che questo qui è il muro, diciamo, lato sud, il muro al lato nord è dall'altra parte, vedi anche l'angolo. E qui, tra l'altro, questa chiesa la cita anche Tiziana Pili nel suo libro Il Medioevo nella Sardegna sudorientale, che, diciamo, per quanto riguarda il Medioevo nella nostra zona è una Bibbia. Io ce l'ho, questo qui è di Fabio, lo tengo dentro il Cenofan praticamente, dentro, sotto vuoto. E lei la cita la chiesa. Inglobata nell'area in cui si estendeva il villaggio è ubicata la chiesa di Santa Maria Suglaru, una probabile parrocchia, la quale, non essendo citata nella fonte pisana trecentesca, probabilmente all'epoca era già stata abbandonata o distrutta nel 1300. Qual è la particolarità di questa chiesa? Che è stata costruita a fianco, sopra, un nuraghe Sarruda, di cui restano pochissime tracce. Uno dei tre nuraghi conosciuti oggi sul monte del castello di Quirra, rimane veramente poco, una traccia c'è. Anche questo, come gli altri due, costruiti interamente in pietra di calcare, quindi erano bianchi sostanzialmente, che è proprio a fianco. C'è una foto poi nella cartella del nuraghe Sarruda? Sarruda, dove si vede sia la chiesa che il resto. Allora, vedi, questo è il nuraghe, qua sopra, dietro di noi, si vede, diciamo, l'accenno della Della camera, camera. della torre centrale. Qua verso giù si vede una traccia di muro della Questo. torre, no? A fianco diciamo, sotto di noi, Ma anche lì, questo, però. esatto. Anche Guarda quello è come un è pezzo di fatto. muro. Questo è stato, diciamo, completamente smantellato, io penso, per costruire la chiesa, che c'è un'altra foto dove si vede proprio. No, 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 è più su. Guarda che c'è una Sì, no, foto ma dove si vede più largo. io sto guardando quanti pezzi di pietra in giro ci sono. Vedi Vedi, qua un pezzo guarda, di muro, muro si qua, vede. muro qua. Yes. E questa è la chiesa, Questa è la chiesa, sì. Ecco, qua si vede sia dove la era traccia fatto. della. Siamo lì sopra, sì. E a fianco si vedono i muri della. Vedi? Del Sagresi è Esatto, la questa. chiesa. Ah, eccolo, lo vedo qua. Vedi che Esatto, c'è quello lì, il... esatto. E vedi che siamo noi. No, è più su, Marco. Tu guarda a noi. Esatto, no, vai dritto per dritto lì. Lì in mezzo, bravo. La chiesa è lì in Caspita, mezzo. e questa è quella pietra che dicevo io verticale, Esatto, no? esatto.
Sì. anda bene. Qua c'è anche dato un disegno, uno schizzo, ecco, diciamo, su quello che poteva essere. È finito qua. Bene. Bene, allora da qui, allora in questa zona poi c'è una strada che abbiamo, io vabbè, l'ho vista con il drone, ho fatto un po' di giri con il drone e praticamente c'è questa vecchia strada che sale verso il castello e a un certo punto mi ha incuriosito questa struttura in pietra. Tra l'altro la strada si vedono proprio i muri di contenimento, i laterali, quindi sarebbe bello magari anche recuperarla quella strada per capire poi se magari era la strada che portava sopra il castello E anticamente. dove sta? Più a ovest o più a est? No, Questo è allora, ovest. guarda dove c'è Santa Maria, la chiesa. No, 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 devi andare praticamente da Souvreson verso est. Ok. Vai ancora. No, è lì, ok. Ora tu, lì c'è Nuraghe e coso. Se tu vai, diciamo, verso il castello, non questa strada però, verso il castello, no, vai adesso a... Esatto, lì, Qua. perfetto, bravo. Esatto, vedi si vede una traccia di strada qua. Esatto. Esatto, c'è una strada qui. Ok. È una strada che poi sale E così, poi, guarda. Paf, paf. Ok, esatto, e poi andiamo a prosegue vederla. lateralmente. Ok, questa praticamente ho fotografato questa struttura che Scivolo? a me sembra tipo uno scivolo. Secondo me, magari utilizzato per la cava, esatto. Utilizzato per lo sfruttamento della cava Il calce. di calce per caricare magari i carri. Mazza, sì, è una struttura che poi rimane molto intatta, sembra quasi, ti dicevo prima, sembra quasi moderna questo. Sì, poi magari andiamo a vederla, però vedi si vede la traccia della strada a fianco. Esatto, sì, sì. È quello che ti dicevo qua, che qua ci sono, sembra magari un nuraghe. No, quelli sono i muretti praticamente di contenimento della strada, perché è sopra sulla strada. Esatto. Immagina che sulla 125 che l'hanno fatta quanto? 2002? Ogni tot di anni devono rinforzare il cavalcavia, questi qua ci mancano ancora da Chissà chissà quanti quante anni. centinaia d'anni. Esatto, Poi guarda come magari Gracina l'hanno fatta fino a epoche relativamente recenti, quindi queste strade magari sono state comunque sempre hanno fatto la manutenzione. Non era Ecco l'ANAS, qua. però. Non era l'ANAS, No? allora. Sì, 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 sì. Ok, bene Marti, a io. Dove si va? Allora, allora, prima di salire al castello ci facciamo gli altri due nuraghi, Ok, di cui uno purtroppo non ho fotografie recenti, ne ho un paio qualche volta. Maps carica male i punti di interesse e li sposta a caso nelle vicinanze. Sì, sì, perché ne abbiamo beccato anche altri che erano a caso. geolocalizzati male. Sì, hai fatto pure il video della fornace, Adriano. Ehi, eravamo assieme il Ehi. giorno. Sul No, versante no, no, ovest ci cerco sono due nuraghi. Gogolazzo e Grutas, Che- immagino. Nuraghe Kogolazu e Nuraghe Grutas. Nuraghe Grutas è praticamente quasi sopra su stampo di Giovanni Cumei. Le tracce parlano di un probabile trilobato. Allora, però, vabbè. Qui, No, no, Marco, devi salire su. Ma perché non metti la nostra di carte che sono già tutti tracciati? perché è più lento. Aspetta, ci provo. Ah, eh, così Rallenta un po' no, la non, cosa, non aspetta. stiamo. Non mettilo. Eh, Non spaventatevi, eh. Ok, allora andiamo. Ciao. Suspiccio. San Sì, sì. Lorenzo. Lì, Nuraghe. esatto, lì a fianco, guarda. Fermi. Ci Ecco sei, qua. sì. Allora, Grutas, che è questo, Esatto. e questo è Gogolazzo. Scendi, Questo, scendi, invece, scendi. su,
avvicinati, mi avvicino. Questa era qua su stampo, questa è Grutas. Va bene, dai. Qua c'è un bel sentierino che sale lungo questo costone. Yes. Non è che Grutas abbiamo tra l'altro la scheda Ah, ma questo qui è di coso, cioè censimento con quello che diceva, insomma, l'EDA dice che ci sono anche delle grotticelle all'interno, ma tu le hai viste? allora, io sono salito da molto, ma veramente da molto. E Senti, sinceramente questo è adesso non me lo denominato ricordo bene, ci dovrei risalire. Monte del Mi ricordo Castello questa la che è Feritoia. Monte del Castello di Quirra, non ti ricorda un po' quello che abbiamo visto insieme da poco? Come cacchio si chiama? Bronco Malo, quel muraglione così, no, non ricorda. Brucumao. No, Eh, allora, no, perché cioè, i muri sono proprio definiti proprio da nuraghe. Cioè, tra l'altro, vedi, questo qui lo inquadrano nella fascia bronzo medio e bronzo recente. Però vedi, diametro torre principale 7 metri. Diametro torre principale. Quindi comunque una bella torre. 2,53 m l'altezza massima. 7 metri, 19. Ok, Vedi? Fonte Rocciosa va bene. è costituito da diverse torri, se ne contano almeno 3, disposte secondo uno schema inconsueto. Quindi già questo ci dovrebbe incuriosire. Poco più avanti ce Leggi n'è un altro che è il la domanda di Gogolazzo. Fabrizio. Leggi la domanda di Fabrizio. Ah, il vostro. Allora, quello no, In che praticamente senso? il censimento che abbiamo fatto su Google Earth, un censimento, diciamo, a uso nostro per avere Yes. sempre sott'occhio, diciamo, tutti i Direi che questo si vede punti da che Google. abbiamo trovato. Guarda un po'. Sì, questo si vede da Google. Questo Questo sì. anche questo carino. Ha una stanza, si vedono delle tracce della stanza interna con questa nicchia molto grande che va verso ovest. Ecco qua. Prega a te Martino, vai. Esatto, Questo è un diametro bello, esatto. Ecco, vedi, importante. Guarda quante cose, c'è un bel quante muro, largo. l'ingresso, Il c'è la parametro traccia murario. dell'ingresso sulla sinistra. Sì, sulla sinistra lì, quello dove c'è la magliettina rosa, dà l'idea di essere o un vano scala o comunque una nicchia, perché si vede proprio il muro definito, e poi questo nicchione grande sul lato ovest. Peccato per le condizioni in cui versa, però ecco, diciamo che anche questo, vedi, con questo calcare bianco, io voglio immaginare poi quando erano integri, anche l'effetto visivo che si poteva avere, no? Si Queste belle vedevano strutture. sicuramente. Si vedevano da lontano. Ma che l'hai fatta Michele questa foto? No. No, questa l'ha fatta Michele. Sì, Ok. sì. Abbiamo una forma che entra così. Cioè, questo dovrebbe essere molto grande, ammazza. Allora, dai, forza Marti. Che Sì, poi no, sono adesso le no, 30, è difficile anche capire se c'era qualcosa intorno. che sono le 35. Adesso corriamo verso su. Saliamo verso su. E dove si va, Marti? E adesso c'è la cava. Passi la cava, Ok. da Cogolazzo passi la cava di Calcare, dalla cava c'è il deposito su Montronaggio del castello, lì c'è un sentierino dall'altra parte di questa montagna. Giù lì ci sono tracce di altri insediamenti, c'è il resto di un'altra chiesa, tra l'altro qua giù e poi la vedi questa strada
qua sul versante, Quella no, là. sopra, no, quella di sopra, questo sentiero, lì si vede un Questo? sentierino dietro, nell'altro lato della montagna. Se giri la cosa, l'immagine, si vede, vediamo, vedi qua sulla, a mezzo costa, no, più su, Marco, verso il castello, dai, vabbè, non fa nulla. Comunque Qua. lì, questa strada passata, esatto, lì c'è la cava, poco più avanti c'è la, diciamo, la zona dove sicuramente scaricavano sul motoraggio, la differenziata, e C'è un poi bello prendi un spolone. sentiero pulito che il comune ha ripulito, che ti porta fino al castello. Anche qui abbiamo fatto un bel documentario, e su YouTube l'abbiamo pubblicato per chi lo volesse vedere. Yes. Ok, andiamo a vedere le immagini. Siamo a Supresoni, Castello. No, non ce ne abbiamo immagini però di questo. Come non avevo immagine del castello? No, del Vediamo castello sì. subito. Ah, No, il castello ce l'abbiamo. Ok, ma ah, ok. diciamo che Ah, sotto il castello invece ci abbiamo su Stampusesi. Eccolo qua. Che cos'è su Stampusesi? Aspettate che adesso vi faccio vedere così. Ci vedi, Marti? sì, sì. Ok, che cos'è su Stampusesi? Cosa c'era dentro? Ti Vabbè, su ricordi? Stampusesi è una delle tante grotte che ci sono nel castello sotto, e lì hanno trovato, Leda parla di resti di paleolitico addirittura. C'è resti di un muro all'ingresso, e poi hanno trovato, poi lo vedo Esatto. descriverli, Sì, sì, c'è tracce un di, sacco di cose. Guardate sì. qua. Si vede? Sì, sì, ha trovato ossidiana, degli attrezzi Self, anche, selce. self. Dice, guarda, lama a falce, poi lama triangolare di tipo lavaloisiano, poi ci abbiamo sempre falce, raschiatoio, insomma, molti utensili. Ok, il telaio d'oro, dice Adriana. Essa, Adriana, ancora. No, ma quello dopo, Adri. Diciamo che il Troppo in periodo anticipo. storico Tu vuoi spoilerare tutto subito. Esatto. è molto antecedente, il periodo storico qua. Ok, ok. Peccato non avere Eh, avuto ancora la possibilità di arrivarci a questo Stampusesi che a me incuriosisce veramente tanto. allora, io ci ho provato in gioventù, ho brutti ricordi, perché diciamo che è un po' impervio, questo per salirci. Magari quando ero giovane e più snello, possibile, ma poi mi sembra più, vabbè, comunque. Va bene, dai, ma saliamo al castello, vediamoci questo cavolo di castello, Ok, lo vediamo così dall'alto. No? almeno eh, Questo, arriviamo vabbè, su. è un pugno nell'occhio anche su Google. Diciamo così. Ci vorrebbe la ricostruzione in 3D, vero? Sarebbe bello, eh? Basterebbe utilizzare il modello di acqua fredda anche, che è un po' più Esatto. integro. Qua di storia, ciao Martì. Allora, Martino è, non so, cioè nel senso, non so se lo sapete, ma lui è Aspetta, molto stiamo appassionato. entrando nella fase medievale? Esatto. Se Ah, stiamo perché entrando puoi nella fase entrare... medievale, torno subito. Martino ci abbandona così, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci porterà mai. Allora, quest'estate da poco abbiamo fatto una passeggiata anche insieme ad altre persone, ci siamo fatti veramente una bella gita. Martino ci ha allettato con le storie riguardanti questo castello. E devo dire che sia a livello escursionistico è semplice, però poi quando si arriva su in alto, ecco Martino, diciamo per farvi vedere insomma che a livello è, livello nerd più, diciamo così. Martì, Mi te ne ho metto, tirato. mi metto l'armatura se dobbiamo entrare nell'epoca medievale. Siamo entrati al pieno nell'epoca medievale.
Va bene, dai. Castello di Cosa ci, Quirra ha cosa costruito ci le prime racconti? tracce. Mm. Cosa ci Le... racconti di questo castello? Pario dispari. È un castello costruito sicuramente il primo impianto in epoca giudicale, poi Pisani, infine i Carroz nel quando è che? 1324, 1300, quando è che vengono in, non in mi ricordo Sardegna? 1300. Anche mi sembra 1324 sbarcano a Iglesias e poi qualche anno dopo il castello viene dato ai Carroz, alla famiglia Carroz, che poi regnerà per centinaia di anni. C'è tra l'altro una tesi che ho trovato su internet che parla proprio dei Carroz, parla della contea marchesato di Quirra, e quindi descrive tutto, diciamo, l'evoluzione diciamo, della gestione del castello. Questo è quello che rimane, peccato perché comunque doveva essere un bel vedere lì sopra quella cima. La particolarità di questo castello è che la pianta è uguale, identica a quella del castello di Acquafredda, che è dall'altra parte della Sardegna. Quindi probabilmente per risparmiare sulla progettazione hanno preso, non so se per fare questo hanno preso quel progetto o viceversa, fa di fatto che sono uguali. Copia e incolla. Esatto. Qua nella foto sulla sinistra, adesso magari se abbiamo una foto dall'alto, in perpendicolare, questo invece è il lato delle cisterne. Eccolo qua. Come vedi all'ingresso c'è questa torre a pianta triangolare. Poco più su si vedono le tracce di un ambiente, probabilmente una stanza, una torre, un'altra torre. Questo cortile interno, non so se probabilmente lì c'erano delle stanze, c'erano dei muri e delle stanze con dei pavimenti in legno. Qui diciamo la parte dove noi camminiamo è alta a confronto, diciamo, al punto basso che c'è qui nell'angolo del muro sotto, perché lì c'è proprio questo cumulo di pietre che ha completamente riempito, diciamo, questo ambiente. Saranno già 3-4 metri di profondità, sì. E poi vedete anche nel lato ovest ancora tracce di ambienti. Comunque Eh, si vedono bene, vedete questi muri così che tagliano questa parte dell'ambiente a ovest, perché questa qui siamo a est, questo invece è a ovest, e lato sud invece qua c'è questo canalone. Che cos'è, Martino? Quelle sono le cisterne, ce ne sono due, una è quella e una praticamente sotto. Ce ne sono foto delle cisterne, te le ho messe? Yes, allora andiamo a vedere. Tra l'altro Vabbè, una guarda è. che Guarda, ok, questa esatto. vista qua. Vedete, si vedono in realtà questa Questa, volta esatto. a botte, così fatte in questa maniera, con questo arco. E qua è raccontato benissimo nel videodocumentario, dove sei anche entrato dentro, all'interno della cisterna, Sì. ecco, dove si vedono veramente Tra l'altro bene. qua Però sulla. Un altro. Può darsi che fosse tipo la strada anche questa, cioè la strada che poi portava. Guarda tu, Marco, adesso nella cisterna, sul lato ovest, sì, no, qua. ovest, e lì vai, guarda, lo vedi che c'è questo, no, nel muro c'è quel rettangolino, no, sopra la cisterna. Perché non lo posso gestire? Ecco, bravo. Quello praticamente è la canaletta che convogliava l'acqua piovana all'interno della cisterna. E Cioè, bastava qua che me ce lo n'è un. dicessi. E comunque, lo sai perché non lo puoi fare? Perché non c'hai due monitor. Avendo due Mm. monitor puoi farlo tu. Vabbè, next time. Ok, la canaletta che da sopra portava l'acqua dentro, quindi l'acqua, cioè la cisterna si riempiva d'acqua e poi era un bel cisternone, non era piccolino. Guardate un po'. Sì, sì, ce n'è un Vediamo. altro poi lì.
verso est che è ancora integro, praticamente quasi integro, qua Questo, questo sotto, qua, esatto, lì dentro. questo sud-est, quindi. Sì. O est, vabbè, più o meno. Eh, Se questo ma è est, questo arriviamo nell'ultimo quarto d'ora alle leggende, no? Già prima Adriano ne accennava una, la leggenda del telaio d'oro. Si narra che la torre triangolare è molto particolare, sì. Peccato si dovrebbe scavare per vedere giù. Il problema è arrivarci lì, perché è impossibile arrivarci con qualsiasi mezzo. E quindi diciamo, il materiale viene recuperato con gli elicotteri oppure non scivolumenti. in futuro Allora, sicuramente lo la sai, leggenda del con telaio d'oro. con i droni grandi si potrebbe fare, però finché non ci saranno quelle tecnologie, mi sa. Il problema è sempre legato al costo dell'intervento, perché fare un intervento di quel tipo là sopra sicuramente costa un patrimonio. Il castello è visitabile Vabbè, per ogni suo punto, ci sono punti raggiungibili. No, no, è tutto visitabile. Una volta che arrivi su, cioè, ovviamente non è in sicurezza, questi strapiombi così non sono protetti, quindi bisogna stare molto molto attenti. sì, anche salire E qua sopra devi avere un minimo di destrezza, non è che si fa. sì, Abbiamo visto che molte persone in realtà hanno un po' di difficoltà, però posso dire che se anche se non riuscite a salire al di sopra, a livello escursionistico è molto semplice, un po' faticoso a livello cardiovascolare, ma è a livello muscolare, però non è pericoloso, mentre salire questa parete è un po' più complesso, ma sì, per una persona di normale coso, forma fisica si può fare, ecco, e senza paure soprattutto. bisogna chiedere al sindaco Sandro Porco se ci fa salire. No, ma già ci fa salire Sandro. Sì. Già- Dicevo, il telaio d'oro c'è questa leggenda che all'interno, perché praticamente ci siano tutte le grotte che abbiamo visto, Stampus e via dicendo, siano collegate sotto la montagna e che portino addirittura fino al mare. Si dice che all'interno di una di queste grotte sia nascosto un telaio d'oro, un telaio che tra l'altro pare che sia maledetto, che chiunque lo trova poi cade in disgrazia. Fino adesso però non è stato ancora trovato, quindi invece un'altra leggenda è legata a un assedio che ha subito. Allora, intanto il castello si dice che sia stato espugnato solo una volta in tutta la storia, in tutta la sua lunghissima storia, da Brancaleone e Doria, dovrebbe essere il 1408, quindi l'anno prima della battaglia di San Luri, che è stato assediato, conquistato per, mi sembra, 3 giorni e poi ripreso. E un'altra storia legata a un'epoca un po' più recente, francesi, che si parla di assedia, però in quell'epoca era disabitato, quindi non so, sicuramente l'avranno utilizzato come ricovero, cioè come ricovero, come riparo, voglio dire, per... Probabilmente, infatti, c'era ancora in funzione quello che ci dovrebbe, tra virgolette, essere sotto il castello, Sì, quello che c'era sì, sotto il sì, si castello. racconta di questo assedio dei francesi e gli abitanti del posto assediati dentro il castello, ogni mattina scendessero attraverso le grotte al mare a pescare, poi gli lanciavano dai muri il pesce in faccia, ma vabbè, però è molto improbabile la cosa, in quell'epoca sicuramente era già stato abbandonato, cioè, comunque Vabbè, però possiamo scavare, dai, vedere. Adriana vuole scavare. Ciao Eh, ragazzi. diciamo che la visita dopo Eh, qua, qua si vede tutta il coso, la spiaggia di Murtas, i vari fiumi di Murtas, che quando c'è acqua, che questo qui è il periodo di giugno, era strapieno d'acqua a giugno quest'anno. Guardate un po' quanto era bagnato. Quindi, Fabrizio, si entra scalando la parete. A quel punto sì. Vedi, Fabrizio ha chiesto se si entra scalando la parete. In quel punto vedi, qua si vede bene che diciamo, questa l'ultima zona parte è qua. sopra questo. Esatto.
In questa zona qua c'è una piccola parete, ma è alta 4 metri, però è fatta quasi con i gradini, non è difficilissimo. Diciamo che non è per tutti, non è per tutti, però più o meno all'80% delle persone si può fare. Ma in questa cucuzzolo non c'era niente, Martì. Boh, Marco, lì dovunque ti giri c'è una sorpresa. Sì, quello da dire adesso Ok. negli ultimi 10 minuti è che sicuramente è una zona che vale la pena andare a visitare perché, come abbiamo visto in questa oretta, c'è tanto, tanto da vedere, tante epoche rappresentate, poi una vista, soprattutto dal castello, una vista a mozzafiato, bellissima, su la meravigliosa spiaggia di Murtas, che è una delle più belle, sicuramente spiagge. Aspetta, mi sembra che c'è il sindaco online, adesso faccio un po' di propaganda. Eia. Eh, eh, una delle più belle spiagge di Villa Puzzu, solo quella. Ah no, c'è Portocorallo anche. Eh, è molto molto interessante, sì. Ecco qua, andiamo a vedere la nostra pagina su YouTube, vediamo dove dovete arrivare per riuscire a vedere il documentario. Ma Adriano fa una domanda, ma quindi le gallerie che portano su ci sono? Allora, che portano su, non lo so perché con tutto il crollo che c'è, se anche ci fossero sarebbero tappate, però lungo, diciamo, la stradina, il sentiero che porta al castello, ogni tanto ci sono questi buchi nel calcare, no? E- ed esce aria fresca, quindi probabilmente sono collegati a tutta una serie di gallerie che ci sono sotto il castello, ma io non conosco nessuno che le abbia mai visitate, anche perché adesso non so, giù quelle diciamo del su stampo di Gianni Cummei e quella del su stampo Sesi, così come sono disegnate diciamo nelle carte, dovrebbero essere chiuse. Però Sì, chissà, insomma, in realtà il lavoro parlano da di un, fare. Prego Martino, parli pure. parlano di una grotta, come dicevo, che arriva fino al mare, quindi Ma qualcuno dove parla che sbuca? addirittura. E dopo il punto me l'hanno fatto vedere, sbocca sott'acqua, cioè appena dell'acqua. Ammazza. Oh. Sì, poi dicono che siano collegate alle grotte del Singuti Drogia a Subrao, eh, però sono tutte, diciamo, non lo so, io non ho mai conosciuto persone che le hanno visitate. Io non sono speleologo, non ci imbuco, non ci entro neanche sotto la tortura perché ho paura. Bisognerebbe convincere qualche speleologo sotto tortura a fare il documentario. Sì, sì, sì. Vai, entra a pedate proprio. Allora, vedete, la nostra pagina è ricca di 97 contenuti video. E questo è quello lì del documentario dove insieme ai ragazzi della LIM, insomma, ti sei fatta una scampagnata. Io quel giorno non potevo venire, pur essendo lì in Sardegna, però insomma, è stato divertente montare il video. All'inizio era tipo un video che durava 40 minuti. Ho tagliato, Martino ha fatto taglia. Perché Diciamo Martino che ha iniziato a parlare e non la finivi più nel video. Ci sta, ci sta. Quando comunque si hanno informazioni, anzi, per me più materiale ho da montare, meglio è, così posso scegliere, ecco. sì, sì, ma infatti l'ho fatto per quello, Marco, Grazie, ti per darti la. ringrazio. L'unica cosa per ridere, sto montando il video su quello lì, Isavis, come si chiama? Non mi ricordo. Serra Esabis, San Serra Vito. Isavis a San Sì. Vito. E lì mi sono fatto il segno della croce quando ho iniziato a mirare sul panorama. Ho detto, "Mm." Perché da lì se ne vedono molti, però cosa ho detto? Ho detto no, mi è graziato stavolta, no, 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 confermo che l'hai detto. Ok, Sì, quindi presto avremo anche nuovi documentari, vero Tino? sì, sì. Tra l'altro, ieri, adesso, visto che siamo in territorio di Villa Puzzo, che siamo a Quirra, ieri ho avuto il piacere,
per l'ennesima volta di accompagnare l'archeologo polacco Cezary Namirski, che puntualmente 2 volte all'anno viene in Sardegna per approfondire i suoi studi. È un archeologo che è appassionato della Sardegna, ha fatto la tesi di laurea, specializzazione e siamo andati a vedere, oltre diciamo, la zona dove c'è la chiesa di San Nicola, siamo andati a vedere il nuraghe Sabudda, che è un nuraghe bellissimo, che c'è lì di fronte al castello, perché è una zona che comunque una zona dove ci sono tantissimi siti archeologici, tanti. Di fronte al castello di Quirra c'è quel famoso sentiero di 1,2 km con 4 siti di 4 epoche diverse, no? Quelle dei 4 nuraghi di 4 forme e 4 epoche diverse. Possiamo andare a vederlo un po', se vuoi. Vediamo, Che quello vediamo se, merita anche una bella... se lo troviamo. Pronto, Eccoli là, guardali nuraghe, lì. Proto nuraghe nuraghe Pirastro. Pirastro. Proto nuraghe, che poi ne abbiamo parlato in una puntata l'anno scorso di questi qui. Sì, su È un, Twitch, sì. è un probabile sentiero bellissimo anche questo. Poi sembra già tracciato, guarda un Sì, sì, po'. è tracciato. Sì, sì, sì. E c'è C'è questo la, proto la- nuraghe che non è censito, che non Mhm. era, adesso l'abbiamo segnalato noi, sotto c'è l'insediamento romano, ce n'è uno da una parte e uno dall'altra, perché dall'altra parte, diciamo in questa vallettina tra Pirasto e Savudda, ci sono i resti della chiesa di San Michele, no, più su dall'altra parte della Savuto. strada, vedi, su Pirasto e Savudda, lì in mezzo, sotto, esatto, lì ci sono i resti di un insediamento medievale, lo Stinco, mi sembra che si chiama, e c'è la traccia di una chiesa, la chiesa di San Michele. Guarda un po' che Eh, c'è scritto. Salutiamo il signor Sindaco. ah, ciao Sandro. Adriano, sì, non vedo l'ora di... Lui diciamo che ha abilità nel campo dell'edilizia e quindi è della motosega, non vedo l'ora di ricostruire il castello. Di E ricostruirlo, questo vero? sentiero, sì, e poi l'ho portato a vedere anche il tempio a Pozzo di Spirois, che mi ha fatto anche spaventare Cesare, perché come diciamo, è arrivato lì davanti, cioè, si è emozionato. Ma No, davvero un si po' è più... emozionato? Sì, In sì, che sì, si è senso? emozionato. Nel senso Ma che non si è- l'aveva mai visto e gli è piaciuto, cioè è rimasto Pensavo si fosse molto... messo a piangere anche. E poi siamo saliti a vedere il nuraghe che c'è lì di fronte, un reso. Eh, esatto. Esatto, che questo meriterebbe una bella pulitina. Anche Insomma, questo è bello, eh. nei nostri futuri sogni idilliaci l'abbiamo messo così, abbiamo messo una crocetta. Esatto, è uno dei bersagli delle nostre pulizie nuragiche. E il discorso è che Ok. lì è una proprietà privata, quindi dovremmo magari concordarci con il proprietario del terreno. Comunque, anche qua guardate quanti punti abbiamo aggiunto. Comunque, parliamo di cose, di cose concrete. Cosa stiamo preparando, Martino? Io vi volevo far vedere la nostra pagina che attualmente è in costruzione, però potete aiutarci con delle donazioni se vi fa piacere per tutto quello che facciamo, sicuramente anche per i prossime giornate di pulizia, di cui sappiamo già dove andremo a parare. Vuoi darci tu la novità? La data ancora non è confermata, però Allora, praticamente faccio anche una premessa piccolissima, perché siamo a 59-36. La premessa piccolissima è che qualche anno fa, andando in cerca di nuraghi, mi sono imbattuto in questa tomba dei giganti che non era censita. Cioè, lì c'era censito un nuraghe sobre zone. Però nel punto dove diciamo era segnalato questo nuraghe, non c'era nulla, ma neanche una traccia di muro, proprio niente. Allora, come faccio sempre, ero con 2 amici, siamo messi a girare un po' tutto intorno. A un certo punto ci siamo ciampati questa tomba dei giganti praticamente intatta, una cosa spettacolare. E quindi, niente, dopo qualche anno diciamo, siamo arrivati al punto no, che il 22 di novembre, il 18, probabilmente il 18 di novembre, che è un sabato,
faremo la pulizia di questa tomba veramente enorme. Cioè la camera Ma sepolcrale 19 metri è lunga, intaccia il nostro l'esedra quasi integra, cioè... il video su TikTok ha fatto già 27.000 visualizzazioni su questa tomba. Se su Facebook non tiriamo, però su TikTok tiriamo tanto. E vabbè, anche su la foto sul, diciamo, la particolare dell'esedra è, diciamo, 12.000, mi sa, quindi comunque anche Dai, dai, lì... anche lì stiamo viaggiando. Diciamo così. E, Quindi e le non donazioni solo, si farà anche il sentiero per andranno. arrivare... Ma ti arriva in ritardo il mio audio perché non capisco sta cosa qua. Partiamo contemporaneamente. Prego, Marti. No, dico, facciamo anche il sentiero, quindi perché comunque quando passi a Tertenia Nuraghe e Barisone, Nuraghe è molto sottovalutato. Sì, mi piacerebbe. Purtroppo il tempo sono incasinatissimo, sto uscendo pochissimo perché abbiamo moltissimo lavoro da fare qua, però guarda, me lo devo mettere come impegno perché te l'ho promesso e mi piacerebbe farmi un giro con te. Quindi Sandro Porco per scavare nel castello, che stanno già organizzando. Adriano, il 19 domenica c'è caccia, c'è la caccia, quindi nada, non si può. Si può fare solo di sabato. E comunque vi terremo aggiornati su queste future operazioni da parte di Archeo Sarrabus e Limen Sarrabus Gerrei. Salutiamo e invitiamo alla prossima puntata che non abbiamo ancora deciso. Se c'è Deciso. c'è qualche suggerimento che ci volete dare su cosa fare la prossima settimana, e il nostro caro sindaco Aspetta un po'. Abbiamo fatto sopralluogo alla sovrintendenza un po' di tempo fa e sarebbero molto interessati a fare degli scavi archeologici perché tutto il monte del castello rappresenta un sito molto interessante e importante. Sono alla ricerca di fondi per finanziare gli scavi. Sarebbe un sogno che si realizza per noi. Sì, sì, è per per voi, tutti. ma per tutti, mi sa, per tutti. Tra l'altro, visto che c'è Sandro, ne approfitto anche per dire che comunque Villa Puzzu non è ferma, hanno una campagna di scavi nel sito di Sarcopos a Santa Maria da qualche anno che va avanti, hanno da poco effettuato anche uno scavo al pozzo di Spirois, penso che adesso non posso dire con certezza, ma penso che a breve usciranno anche i risultati dello scavo. Quindi ecco, è un comune che si dà da fare da questo punto di vista, e visto che c'è Sandro lo ringraziamo, noi che siamo Sì, sì, appassionati, ecco. assolutamente. È il comune più attivo del Sarrabus da quel punto di vista. Altri scavi, c'è Villa Simius che comunque è abbastanza a testa. Sì, sì, anche Villa Simis c'è il museo e qualche scavo, sì, quindi dai, Esatto. I due non ogni speranza è estremo, perduta. estremo sud e estremo nord si tirano a colpi di archeologia, si botte a colpi di archeologia, diciamo così. Dai, Esatto. per farci anche due risate. Allora, come dire, anche con queste parole di Sandro, insomma, incrociamo le dita su tutto e vi daremo, spero, a molto presto, novità di grandissima importanza. Però per adesso segnatevi che a metà novembre ci sarà questa pulizia, ok? Se ci date una mano anche con piccole donazioni per quanto riguarda il pagamento dell'archeologo che viene il giorno a lavorare con noi, per noi, e sono super gradite. Vi ringrazio per tutto. Martino, dobbiamo scegliere cosa portare alla prossima puntata, magari lo facciamo in privato. Mandateci messaggi se ci volete consigliare qualcosa. Tanto noi, vabbè, gli argomenti ne abbiamo a uffa. Adesso, Martino, stanno entrando le persone. Che facciamo? Facciamo... No, sì, vabbè, possiamo la settimana prossima farla dalle 21:30 magari invece che dalle 21. O farlo anche durare di più. Se vediamo che c'è interesse, tanto siamo qua al posto di chiacchierare tra noi e basta. Possiamo continuare a fare una chiacchierata. Dai.
Ridendo e Sì. scherzando, si sono fatte le 22:05. Per oggi direi basta. Poi magari le prossime volte vedremo. Io vado a cercare la sigla, Martino. Quando vuoi, basta che dici sigla. Bene, ti ringrazio ancora, ci vediamo giovedì prossimo. Marco, sigla.